proponiamo. Normalmente fanno del salto ostacoli su percorsi molto più brevi. Abbiamo visto fino adesso problemi alla doppia gabbia, abbiamo visto problemi anche su qualcuno degli ostacoli fuori dal tracciato, abbiamo visto anche problemi tutto sommato ad affrontare il fosso o il laghetto. Ma come sempre qui c'è un laghetto, anche se modesto ma molto lungo e non eccessivamente profondo, ma perlomeno di circa 20 metri, e i cavalli devono entrarci, attraversarlo prima di andare a saltare un verticale posto all'uscita, e i cavalli hanno certamente, quasi sempre la maggioranza dei cavalli hanno un'esitazione ad entrare nell'acqua, e qui hanno dato la conferma di quello che tutti più o meno sappiamo, delle loro difficoltà ad entrare nell'acqua. Ed ecco infatti proprio Massimo Cesaretto che ha riempito questi primi minuti della nostra telecronaca, passato al fosso e poi all'ostacolo successivo, il numero 16. Qui siamo al numero 17, c'è un errore purtroppo al numero 17, d'altra parte c'era già stato, e un errore anche all'ostacolo finale, questo largo posto su una barca che vuole rappresentare un po' tutto il concorso di Sanremo. Finisce con 11 penalità Cesaretto e con un tempo di 139,84. C'è una classifica provvisoria ovviamente in corso di elaborazione. Abbiamo al comando di questa classifica Andrea Fuchs su Montois, che ha chiuso il percorso senza penalità di ostacoli e con un tempo pressoché incredibile di 126 secondi e 43 centesimi. L'unico cavaliere che è riuscito a concludere il percorso con un tempo abbastanza simile a quello della Fuchs è stato Filippo Moyerson su Silver Eagle, che ha chiuso con 126,67, ma purtroppo con 2 errori agli ostacoli dovuti molto probabilmente al tentativo di recuperare un leggero ritardo che aveva avuto nella prima parte della gara. Al secondo posto di questa classifica provvisoria vediamo un cavaliere inglese, Michael Mack, su Gauche, con 0 penalità agli ostacoli, 132 secondi e 46 centesimi il suo tempo. Michael Gauche aveva vinto ieri il premio Casino. E poi al terzo posto un cavaliere italiano, un giovanissimo cavaliere italiano, Fabrizio Ambrosetti su Mr. Epson, che ha chiuso il percorso con 151 secondi e 02. Il tempo massimo di questo percorso estremamente lungo, come diceva Mastro Nardi, si tratta appunto di 1050 metri. Il tempo massimo, dicevo, è di 173 secondi, il tempo limite di 346, come al solito il doppio. Ed ecco al primo ostacolo di questo derby Emanuele Castellini. È un cavaliere di cui abbiamo avuto modo di parlare diverse volte, uno degli ultimi rappresentanti di questa ormai pressoché estinta razza di cavalieri dilettanti. È un industriale tessile, ha la fortuna, come lui stesso riconosce, di poter, purtroppo c'è un errore nell'elemento centrale della doppia gabbia, ha la fortuna di abitare fuori di città e quindi la possibilità di tenersi, diciamo, costantemente in allenamento, lavorando nelle prime ore del mattino. Emanuele Castellini con Clockwork. C'è un errore anche al verticale in cresta, come si direbbe con termini completistici. Il derby è un po' una via di mezzo fra un concorso ippico in questo momento. Il cavaliere è fuori dalla portata della nostra vista diretta, lo seguiamo con il monitor che abbiamo sistemato qui vicino alla postazione. Gli ostacoli sistemati su questo tracciato sono 18, di cui 10 all'interno del campo ostacoli vero e proprio, con 2 gabbie, una doppia e una gabbia normale, 2 combinazioni, mentre gli ostacoli all'esterno sono 8. C'è un errore purtroppo anche all'ostacolo che serve per trasferirsi, per superare
il campo ostacoli e immettersi nella pista esterna. Questo è il passaggio all'acqua, al laghetto, l'ostacolo numero 16 che è immediatamente successivo, e poi un verticale su Cancelli, il numero 17, c'è un errore anche qui purtroppo. Infine l'ultimo ostacolo con un nuovo errore e un totale di 20 penalità per Clockwork con il tempo di 137,35. Dopo Emanuele Castellini è la volta del cavaliere francese Pierre-Louis Roche, c'est la Prosper de Roche. Sono estremamente numerose le presenze di cavalieri stranieri a questa manifestazione sanremese, che è un po' diventata una sorta di chiusura della stagione equestre italiana, chiusura delle massime competizioni. Sono 6 le nazioni presenti, 5 oltre l'Italia. Abbiamo in campo cavalieri svizzeri, francesi, tedeschi, inglesi e un amazzone belga. In campo adesso un cavaliere francese, Pierre-Louis Roche, su Prosper de Roche. Un passaggio di sentiero, il primo ostacolo del tracciato di Mastorati, un errore sul secondo che è un verticale, poi un largo che è uno degli ostacoli individualmente forse più importanti del percorso, 145 per 160 di larghezza. La doppia gabbia con una triplice di ingresso, un verticale centrale e un passaggio di sentiero su Cancelli d'uscita. Questo è un doppio talus con 2 verticali di ingresso e d'uscita. È un ostacolo particolare perché è un ostacolo chiuso, cioè il cavaliere che dovesse commettere, dovesse avere delle incertezze a uscire, dovrebbe ritentare partendo dal posto, non può uscire lateralmente dall'ostacolo. Pierre-Louis Roche sta facendo un percorso estremamente veloce, ha però un errore sul numero 2, quindi non può essere un diretto concorrente delle prime posizioni in classifica. Questo è un passaggio di sentiero rustico, poi la riviera che non è lunghissima, c'è errore alla riviera, il terzo errore alla riviera di tutta la gara, c'è un errore anche all'ingresso e all'uscita della seconda combinazione. Si è ripreso bene prima del largo tricolore di uscita dal campo, un Oxer poi il passaggio nell'acqua, come abbiamo detto, il verticale numero 16 e poi la dirittura d'arrivo, se possiamo mutuare un termine, dalle corse al galoppo. Buono il passaggio anche sull'ostacolo conclusivo, finisce Pierre-Louis Roche con 16 penalità e il tempo di 130,04, un tempo decisamente piuttosto basso. Il tempo di Michael Mack con Gauche, che al secondo posto nella classifica, era di 132,46. Di nuovo un cavaliere italiano, Uberto Lupinetti. Tra l'altro è reduce da un serio incidente ad una gamba, ad una frattura riportata quest'estate in Francia, ad un concorso ippico internazionale in Francia. È praticamente alla ripresa agonistica. Lupinetti è nato nel 52, risiede a Milano, ha esordito in campo internazionale nel 1975, campione italiano di salto ostacoli a punta ala nel 78, medaglia d'argento nell'81, bronzo nell'84 e ancora argento nell'85. Il cavallo che Uberto Lupinetti monta in questa occasione è il Sauro Temple Gear, nato in Irlanda nel 1981.
Io mi sono sistemato vicino a Umberto Martuscelli, che è lo speaker, il collega Martuscelli, che è lo speaker ufficiale di questa manifestazione di Sanremo, e vi ho fatto sentire dalla sua viva voce le informazioni che ha raccolto prima per poter dare al pubblico presente il senso, il valore dei binomi in campo. Uberto Lupinetti su Temple Gear. Ci sono dopo di lui altri due cavalieri italiani, ma Uberto Lupinetti è a questo punto, almeno sulla carta, l'ultima speranza che i nostri colori riescano ad aggiudicarsi questo derby dei fiori di Sanremo. 0 al largo numero 1 del tracciato, 0 al numero 2 il verticale, e c'è purtroppo una difesa questi ostacoli larghi, così trasparenti, di colore bianco, sono spesso degli ostacoli che comportano delle reazioni da parte del cavallo, che riesce a distinguerli soltanto all'ultimo minuto. Vedete intanto il rallenti proposto dalla Pina Santolini, dalla regista Santolini, di questo rifiuto di Temple Gear. Intanto ritorniamo con le immagini in diretta. Lupinetti di fronte alla doppia gabbia, buono il passaggio alla doppia gabbia. Purtroppo quelle 3 penalità che gli è costato il rifiuto lo mettono già al di fuori dalla possibilità di competere almeno per i primissimi posti. Se riuscisse a chiudere il percorso con sole 3 penalità sarebbe comunque, ammesso che riesca a mantenersi dentro al tempo, sarebbe il quarto percorso della giornata. Siamo al numero 9, un numero su cui abbiamo preso una sorta di intertempo. Lui sta a 72 secondi, non è in grave ritardo, potrebbe anche chiudere il percorso senza infrazioni al tempo. Speriamo che riesca a concluderlo senza errori agli ostacoli. Buono anche al numero 10, che è un ostacolo che è in un pendio sulla destra del campo di gara, è rientrato nel terreno verde, largo rustico, senza errori. Non ha errori alla riviera, ha perso il cap, ma non è errore nel regolamento di queste manifestazioni. È passato bene in questa combinazione che rappresenta un po' l'uscita dal campo. Adesso deve affrontare l'acqua, non sembra avere grossi problemi Temple Gear. Buono il passaggio al numero 16 e c'è purtroppo un errore al 17. Buono invece il salto sull'ultimo ostacolo. Chiude con 7 penalità Temple Gear e con il tempo veramente basso di 147,97, veramente basso se si considera che quel sono 147,97, un tempo veramente basso se si considera che c'era c'è stata quel rifiuto e quindi la necessità di ripetere una certa parte, seppur piccola, del tracciato. Abbiamo un campo, il numero 112, si tratta di Danilo Virgili su Slaney 2. Un binomio non di grandissima notorietà. Immediatamente dopo avremo Camillo Tonani su Shane. Vediamo se i nostri colori difesi in questo momento potranno avere qualche soddisfazione. Virgili non sembra voler puntare sul tempo, sta tenendo una cadenza
piuttosto bassa. C'è anche purtroppo un errore a quel largo bianco numero 3, ostacolo piuttosto trasparente, senza una base facilmente individuabile, senza piede, come si dice. Anche Danilo Virgili rischiava di dimenticare la traiettoria esatta per arrivare al numero 6, ma si è prontamente corretto e quindi Buono il passaggio al doppio talus, il verticale bianco in cresta, poi riscende verso un altro verticale. Al numero 9 l'intertempo è di 69 secondi, abbastanza buono, però come abbiamo detto ci sono già 4 penalità per il suo errore all'ostacolo numero 3. Bene anche il passaggio nella zona non visibile dal pubblico, rientra nel campo ostacoli vero e proprio, si avvicina al largo rustico che passa senza grossi problemi, una girata piuttosto larga per affrontare la riviera, e poi la preparazione per la combinazione. C'è un errore all'ingresso e di nuovo anche un errore sull'ostacolo posto al confine fra i due settori del percorso. Entra nell'acqua, verticale numero 16 senza errori, addirittura sotto le tribune con i 2 ostacoli finali. C'è un errore al numero 17, buono invece il passaggio complessivo conclusivo. 16 le penalità per Slani Tum, montato da Danilo. Finisce con 16 penalità agli ostacoli e il tempo di 147,36. Siamo all'ultimo concorrente in campo. Sella Shane per l'Italia. Shane è un maschio vario, nato in Irlanda nel 1978 ed è appunto l'ultimo Shane è un baio del 78 in Irlanda. in testa alla classifica provvisoria, sempre Andrea Seguiamo 0 le penalità. questo percorso, come dicevamo è l'ultimo della gara ed è quindi anche l'ultima speranza per i nostri colori. Camillo Tonani su Shane. Baio francese del 78, senza errori fino al numero 4, sta galoppando molto e facendo anche delle girate un po' temerarie, riesce comunque a passare al di là della doppia gabbia, via verso la parte esterna del tracciato. In questo momento Tonani evidentemente ha deciso però di rallentare un po' l'andatura, sta per affrontare il numero 9 sul quale abbiamo preso l'intertempo, sta a 60 secondi, piuttosto buono, è più basso dell'intertempo di Ghosh che ha chiuso con 132,46, è ancora senza errori. Ci vuole molta freddezza, capacità di mantenersi perfettamente concentrati. Buono il passaggio alla riviera, adesso la combinazione.
attenzione, è riuscito a passare bene, passa bene anche al numero 15, adesso deve entrare nell'acqua, molte cercano di azzittire il pubblico che nel frattempo sta rumoreggiando, facendo un tifo al quale non è facile. Buono al numero 16, il tempo è notevole anche se c'è purtroppo un errore proprio sull'ultimo ostacolo, chiude con 128, il tempo era magnifico, lo avrebbe portato al secondo posto, chiude purtroppo però con 4 penalità proprio sull'ultimo ostacolo, 128,48. Il secondo tempo, il terzo tempo, se consideriamo anche quello di Moyerson, il terzo tempo complessivo di questa gara, ma il secondo tempo fra coloro che avevano chiuso la gara con 0 penalità. Ed ecco, adesso siamo in grado, la classifica si conferma quella che avevamo detto: al primo posto un amazzone svizzera, Andrea Fuchs, al secondo un cavaliere inglese, Michael Mack, al terzo posto un cavaliere italiano, Fabrizio Ambrosetti. Dalla regia mi dicono che siamo in grado di rivedere il percorso di Ambrosetti, tra l'altro Ambrosetti è stato il primo a entrare in campo, lo vedete che affronta in questo momento la doppia gabbia, l'ultimo ostacolo della prima parte di tracciato dentro al campo verde di gara, e poi eccolo andare verso il doppio talus con verticale d'ingresso e verticale di uscita. Ambrosetti, come dicevo, è un giovane cavaliere italiano, è nato nel 69 a Busto Arsizio, si è laureato campione d'Europa squadre Young Rider di salto nello scorso anno, nel 1987 ha vinto a Cervia il campionato italiano juniores e poi il gran premio di uno Xio juniores a Valtagno. Nell'85 ha fatto parte della squadra azzurra che si è aggiudicata il bronzo agli europei juniores. Vedete Ambrosetti nel giardino, nella parte fuori del campo di gara, l'ostacolo numero 10, e poi con il numero 11, un verticale su siepi, il rientro all'interno del campo verde. Adesso a mano sinistra verso la riviera, una riviera di non eccessiva larghezza che non ha costituito, se non in 3 casi, una difficoltà per i binomi in campo. Questo è il largo posto al confine fra i 2 terreni di gara, ed ecco l'ingresso nell'acqua di Mr. Epson, il cavallo che Ambrosetti ha montato in questa occasione, ed eccolo avviarsi addirittura d'arrivo sotto le tribune, il numero 16, il verticale su Cancelli, e poi questo originalissimo ostacolo che concludeva il percorso, un largo su una barca, un piccolissimo gozzo. Adesso siamo tornati in diretta, si stanno svolgendo le cerimonie connesse con la fine di una gara di queste proporzioni. Aspettiamo che la regia sia in grado di farci vedere il percorso di Michael Mack su Gauche, il secondo netto della giornata. Le immagini sono pronte, stiamo per vedere Michael Mack su Gauche. Eccolo, lo vedete uscire dal terreno verde, affrontare il doppio talus. Bisogna dire che questo Michael Mack, che è arrivato qui a Sanremo senza un bagaglio di notorietà che lo rendesse almeno sulla carta pericoloso agli occhi dei suoi concorrenti, in realtà poi ha dimostrato di essere un cavaliere di tutto rispetto, aggiudicandosi ieri il premio Casino e arrivando secondo oggi in questo derby dei fiori. Cavaliere che ha avuto dei successi importanti da giovane, nell'80 si è aggiudicato una Coppa Europea Juniores a squadre. Questo è l'ingresso, il secondo ingresso nel campo verde, il largo rustico
primo ostacolo della seconda parte di tracciato all'interno del campo, poi la girata a mano sinistra per la Riviera, vedete come sta galoppando. Il tempo che era per lui da battere in questo momento era il tempo di Ambrosetti di 151,02. Ecco l'uscita dal campo di nuovo, vedete la barriera più in alta di quell'ostacolo che ha tremato pericolosamente, ma è rimasta poi miracolosamente in alto. Quella che avete visto partire era una delle 50 colombe bianche che sono state lanciate prima dell'inizio della gara, a testimonianza di un messaggio di pace e di Unione Europea che Sanremo ha voluto lanciare da qui, dal campo del Solaro. Questo è l'ultimo ostacolo, il largo sulla barca, che ha portato in prima posizione in classifica il britannico Michael Mack. Di nuovo le immagini in diretta. Abbiamo avuto una splendida giornata, dopo 2 giornate di tempo un po' incerto. Adesso il cielo si è coperto di una nebbiolina che sta offuscando la luce del sole, che fino adesso è stato senz'altro uno degli elementi più importanti, più scenografici di questa giornata di fine ottobre qui al campo del Solaro di Sanremo. Rientrano in campo i rappresentanti delle squadre che hanno partecipato, squadre, per modo di dire, non ci sono coppe delle nazioni nei concorsi internazionali d'amicizia, quindi la squadra è soltanto idealmente rappresentata, la nazione. C'è da dire, abbiamo adesso le immagini del percorso di Andrea Fuchs sul Montois, che in questo momento viene premiata. Ecco l'immagine della Fuchs nel momento in cui sta per finire il suo percorso. Eccolo l'ultimo ostacolo del suo straordinario percorso. Abbiamo avuto un tifo da parte del pubblico sugli ultimi ostacoli veramente incredibili. In questo momento sta suonando l'inno svizzero, l'inno elvetico, per celebrare la vittoria di Andrea Fuchs, che oltretutto con questa sua seconda vittoria, già l'altro anno si era aggiudicata il Derby dei Fiori, si porta a casa la coppa che bisognava vincere almeno 2 volte, anche se non consecutive, nell'arco di 5 anni. Io a questo punto ringrazio tutti per l'attenzione, ringrazio Mastronardi e Martuscelli che mi hanno aiutato, ringrazio l'Esterna 1 di Torino e la regia di Pina Santolini. La stagione delle grandi manifestazioni equestri con Sanremo si chiude. Al prossimo appuntamento, grazie a tutti.